Questa vaia è fatta con s'aggiudu dessa Regione Autonoma de Sardigna, in prentas 2025-2026, lei dessa Regione 22 de su 2018. Saluti a tutti, amigos e amigas da RTS Novas, beni torraus, beni torradas, gustes de 4 edizioni che devo fare in questo programma, sia contenta a me da essere torrata e de presentai un sciacco manno de ospiti di argomenti, su commenti scidesi, sa programmazione de Novas sta ricca a me, tenendo sempre eventi, festival, libri, discos nuovi, insomma, con me c'è essi voci de uomini, de femmine, chi va in cultura, arti, musica in Sardegna e ci funti vinzas a novidades di quest'anno. Voi in su progetto de Novas, de Neusu o Bogi in Noa, che è sa Bogi de Elena Onano, Alleni, sa amiga nostra che quest'anno ad avviare in curo sa rubrica dei eventi e insandosu impari a nosu deu di donu sa beni benida a Elena che ad appunto a seguire questa parte dei eventi, però commenti scidesi questa trasmissione si fa di puro impari ai ospiti insandosu deu sa contenta a me da pregiata a me da de donai de attoviai a un amico de Novas che è Giacomo Casti, ben agattau. Saluti Miriam. Saluti Giacomo, uno piacere in mano di te in noi. Per me pure, grazie a questo convito. Ragazzi, per me poi testi state 3 volte che ho intervistato con Novas, però questo è in the flash. È vero, chiesto altra cosa, su telefono come narrare allunghi a sa vita, però a essi face to face, come sì, narrare in inglese, Facebook, è più bello. No, bello me da poi ti danno l'opportunità di con tu e voi dai dei progetti che si potendo innanzi si muove già metà anno, se vuoi deposo voi dai, vai un bilancio, dei commenti sta andando a Marina Caffè Noir e poi dai vinza te con cambia, sa. Certo. Però antes si denghizai, si commenti che i amigos e amiche che si seguono da domo, o in sciri de bruso dei ospiti si chiedene, mi sono preparato una pagina che già è una pagina del romanzo, a pizzo su questa vita cosa tua, una geografia. Tocca di intendi. Dove non mi scrivi, Giacomo Casti è questo da di fatto Claude, Sa, su compito mio è no, è vero, no, è faula. È vero, si fa su questo gioco. Giacomo Casti si nasce e vive in Sardegna, mi pare che... Questo è giusto, giustissimo. Se si nasce Santo Sparao. Se non nasce in Castello, Stittau, in Santo Sparao, però nasce in Castello, su Ospedali de Castello. Su Ospedali de Castello, attore, regista, scrittore, operatori culturali, laureato in litteras con un indirizzo antropologico, laureato con Giulian Gioni, sa buonanima. A noi è verità, io mi sono laureato con Felice Tiragallo su correlatori fia Giulian Gioni. È vero che Giulian Gioni è stato di importo umano, un po', questa è opinione mia naturalmente, in Sudretto, che deve approvare dentro del suo mondo dell'antropologia, nei anni prima, prima della laurea, e apposto secondo a Puccicao de Seghico, d'Arrasto. Ma che poi ne questionavo dopo di Giulio e dell'antropologia, questa cosa che tenga ancora in suo coro e mi piace tanto questionare. Sempre si piace a fuori che mi piace questa cosa che mi faccio un mano certo. E mi racconto pure di quanto sei beccio. Ma questo non devo suonare, non suonare, nasco in Sardegna ma non canto. È eleganti questa cosa. Certo, mica potevo suonare. Posso essere se nasco in 85, 86. Certo, non ti scoffiavo. Bravo. Si occupa di letteratura, del teatro, si regista e autore con Antas Teatro. Del cinema, si è fatto film con Enrico Pizzanti, con Gianfranco Capiddu, con Tommaso Mannoni, con Davide Melis, che si è fatto Vinza senza questa forca. Con questa bella trasmissione troppo doga. Si sono spaziato e già lo creo, ma ricordo. Bello lavorare con Davide Luca e tutto questa Roma, con Diego Pani, con Daniela Vitellaro, che è stato su compagno e compagno di traballo, e con stato di avere un era in 2 edizioni, ma non è passata gente. Ci siamo stati a de auguro. Forse più di 8 euro.
Tu sei sempre in mezzo a disigiato, tu sei brava, hai capacità di brindare tutti i momenti a mesa e tu cristiana sai con birra di da combido, poi con birra birra, no? Di dai talento. No, mi ricordo che vi siete spaziosa a me da questa trasmissione e vi sempre attuali, voi date con gente che si occupa di cose diverse, voi date di musica, di cinema, di teatro, di moda, di ogni cosa. Devo sapere a me, in effetti in prima stagione più che altro si deve accusa di aver de bruso entro de sarrasto culturali. Che era bene, sa seconda io sapete ancora de bruso e di atero ho ascoltato voci di uomini e femmine di ogni tipo e di ogni luogo di Sardegna. Questo è per me. Non è che passo su tempo di ogni dica se va a giro in Sardegna e dunque credo come si fruppati dei sardi ci fonti varianti di sardo che sorprendenti a storica mia. È bello però dopo un pago si fa sa dare reciproca e magari tu sei gallurese o logudoresa o ogliastrina strinta ma ci deve usare si comprendi bene e si darà su questa lingua uno con l'altro, questa cosa bella. Questa è stessa punta de fai questo programma, questa trasmissione, si proprio de vai a topiare questa gente che viene da ogni rinconi de Sardegna e de su vai fuori dai questa lingua in soro. Poi de più su vinza come ti si narra sfattare su mito che sa faula che sa sono si comprendenti faccia vario entre issus. Tocca da pure però che ischi vanti su che vate un noso funti privilegiati poi s'appruppati dei sardus non da denti questa possibilità ragazzi è un ragionamento che devo più pure in domo con babbo e mamma insomma questa pure è un'aneddotica che mi appunto e dopo che capita da rosa piegai che ci funti filu su me da che si funti scappiendo immensa mesa però vai si vinza sa musica tensi già un bello cantos progetti musicali si incarrerao in sa vita. Beh, tu scisi forzi mi pare che andiamo a questionare devo nascere come cantanti punk fondamentalmente quando avevamo piccoli adero a 16 anni, 17 anni e fino a 22-23 anni questo via proprio su core business e cosa mia nel senso che aveva questa cosa e noi investemmo di più con questa buona sorte di avere musicista bravo con me e con questa che mancai non sono stati mai un bravo cantante poi vai su chi avevamo vai e su chi avevamo su vai non è importante essere Mike Patton è importante via di agattai o in maniera di essere autentico di essere credibili e dunque da denguni è partita questa avventura cussa bella devi giocare e gli è spacciato a un certo punto via giusto che spaccessi fatto a mano potevano però sa passione per questa musica sa convinzione che traballare con musicista tenni strinto sul linguaggio di questa musica sia una cosa che poi potenziare che si sia conto tu desi in conto de fai non mi ha mai abbandonato e dunque con Arro Galla con Matteo Sau con Chiara F con Massimo Lorica e poi di sicuro so parenti cancu tortu cancu amico mio ma bellicedo ma tocca da nega di adero mesi anni si scompangio di traballo con questi i musicista di adero un meta e questo è di sicuro la fortuna di questa vita mia e si traballavo con gente di adero talentuosa però mi ricordo che sul gruppo Cosa Tua da Vinza avete un concerto bello sfogati in Piantasonao e onde viene a voi se devo che ci sia gente in non ci via voi via troppo etichetta su 95 credo che ci sia gente in Sardegna che l'unica cosa che conosce da me è quando dice tu via sta su Chiadopeto con i cani da rapina sul concerto dei Fugasi non sapevo che in base a chi ne sia dove tu sa rispetto via stato un bello e soprattutto un bello totem di questa musica alternativa internazionale e ti dico un'altra cosa
da va come capitava, poi no, non lo fai troppo spoiler, poi poco rettesa non sciugando quando ad ABC, ma c'è un filmmaker sardo che traballando proprio a pizzo del documentario de Gussadi, del suo concerto dei Fugazi in Gavoi sul 1995 e ho fatto una bella ciacciarrata che sono di riprendi, ma poi scio che andavo finza ho de piada andare finza a Washington, poi stiamo con Ian McKay, Guy Picciotto, quando viene in noi poi stanno passato ci viene Brendan Kenty e John Lalli, bassista e batterista, e dunque da Chicago de domandai su ma e questo è sto picciocco più giovane da me che non ci via come non ci via statui, però questa cosa è stata motivo di riflessione sul fatto che a questo concerto pur un pochino non ci via è stata una sorta di spartiacque in immaginario de me appassionato di musica di Sardegna e di questo promontorio io poi ci cada a ragionare di altra cosa pure. Se siete punteri si posatro, se voi te soveto band internazionali di importo umano come di Sfugazzi, che ci adesso questa scena post hardcore americana appunto state speso di importo, voi suonai, però sì, penso si incarrerà tutto una generazione di picciocchi che appunto si santificano questa chitarra, questa batteria, si continuano a suonare, che in questo anno mancai ci via da gente che già è suonata, però attenne a gruppo saici d'importo in Sardegna non è una cosa, mancai moi se sopra costumato a bere festival sicuramente, poi tanti benti meta se moi suonai, però io in voi un scattotto, in una bida viticca che benenti, ascolta, dai, si che uso. Asi nunca mi indicava da sa stidia, sa lacrima. Sì, mi voglio già pranci. Se esistete un membro del suddirettivo della Fondazione Giuseppe Dessì, socio fondatore, inventore e co-direttore artistico della Socio Ciurmo. Chi sei francese andava a Ciurmo. Ma no, se andava a Ciurmo. Io ragazzi di Ciurmo, che da proso de 20 anni, de personai 24 anni. A Parigi, da Submarina, Caffè Noir, Festival di Letteratura Applicata, primo festival letterario in ordine di tempo in Sardegna. Ed è a partire da questo nucleo che poi tu prima sei su core business, dove pensare su hardcore business. Però a partire da questa cosa, da questo punto di importo che è peso a regionale a Pizzuso, commenti e nasce su traballo cosa tua in ambito culturale come organizzatori del festival, commenti che nasce questo progetto del Marina Caffè Noir e dessa Socio Ciurmo? In una maniera totalmente spontanea, non progettata, non studiata, proprio come a esigenza spaziosa. Politica spaziosa. Politica in suo senso che tutto su che è opposto, tutti i libri, tutte le azioni che ho posto in cuda mesa da Viciocco già 25 anni fa, di questa trumma di gente come me che è andata con anche 30 anni ma ci viaggiate mai da Prumanna a introdurre questo gruppo, infatti forse questa è una cosa che deponai subito, poi vai comprendo che questo cotè, questo hummus in qualche maniera tutto una serie di attività che noi ho fatto prima del 2013, prima della prima edizione del Marina Caffè Noir in Marina, in canco bar, in canco galleria d'arte, in canco negozio de vintage, fiata fatta con s'unica premura de fai una cosa bella, ponoso su e poi schiccifianta. Uno portato un po' da bio, uno portato su da bureo, su couscous, satro che suonava la chitarra, suonava la armonica, veniva da portata chitarra e armonica, chi tenia poesia de isso, o che vianta proprio legge, meglio de canco vuoto, de sabit generation, potremmo una grande passione sul gruppo Brummando de noso, teniamo una bella passione per sabit generation, un augusto, poi prima della prima edizione che imbrogliate di Submarina Caffè Noir, uno dei momenti che avevo arragoto con Pregei è un omaggio a
un poeta della Beat Generation casizzeria da Gregory Corso, che mi ha raccontato bene, no? Certo, Gregory Corso. Mi ha raccontato questo aneddoto. Carlo Birocchi andava soprattutto che per pragia, non mi ricordo che vi stati forse non stati a più bene, o fiavo in dandai, o via anche anniversario strampalato, ma ricordo che in Cudano è bastato una cosa che strampalata poi si inventare un happening, una situazione che come ti una rendi conviviali, spaziosa, alcolica e rumorosa. E c'era questa cosa che qualcuno gli andava, il piatto preferito di Gregory Corso fu le orecchiette con le cime di rappa. Ho fatto sta bullerata. In Sardegna. In Sardegna, non vi state più facile, la cime. Forse abbiamo accabato con canco broccolo, con qualcosa di però Malloredo, soprattutto che orecchiette vuoi tenere. E effetti su Malloredo però mi ricordo, vabbè, poi le orecchiette già sagata in canco un negozio puro. Questo è un paghetto un po' di nai tra il serio e il faccetto sul fatto che sa spontaneità di quel momento e via gente che commenta a me passata tempo medio in marina poi fiata che abbiamo stati americani o newyorkesi siamo avviato un mondo totalmente off poco su via naturale che è outsider commenti in media denoso su vianta a saga tanta pari e ci via gente per umana e gente per pittica e stati a po' meglio poi si amico su prodotto sa trumba che girellata in questo bar in questa galleria e in suo negozio di Carlo Birocchi che ha tenuto un ruolo importante fino a maniera secondo me di sublimare s'assenza del luogo sociale del spazio sociale tutto no chi ne bruso chi ne manco abbiamo subito a fora de Sardegna Cancun in Bologna Deo in Arezzo, po' anno, poi a ferma con Pangiao con due picciocche che viveva in Gui. E dunque da tutto questo tipo di esperienza, gli hanno portato su disagio, dedenni in Castello, o canqua cosa che potesse essere considerata domo, non da tenemus, non è mai occupato nulla. Anno prima, qualcuno di questo gruppo gli ha cercato di fare occupazioni, anno dopo ad arrivare a questa trumma di Saddom, che secondo me hanno fatto un ottimo lavoro in città. Noi non teniamo su questo obiettivo. A un certo punto potevano andare sul festival di letteratura noir, poi si pragia e si pragidi. E più che tutto, in questo anno si varia che a utilizzare i occhiali sull'erasa di Niedasa, c'è la possibilità di cercare di comprendere le trasformazioni del suo tempo nostro e di puro le trasformazioni criminali del luogo nostro. Pure voi ci via tutto annitiata una generazione di scrittori sardi, penso 2013, che via di sia e gli ha scritto un libro di questo tipo, crime, noir, poliziesco, Abate, Giulian Gioni, che teneva già Utrecht, Marcello Fois, Giorgio Todde, Luciano Marrocco, Flavio Sorica, Salvatore Mannuzzo che teneva 4 come tu la cosa Goffredo Foffi gli ha sempre Goffredo Foffi buonanima gli ha sempre che poi su Giulian Gioni e Mannuzzo fiata proprio in due categorie a parte e dobbiamo essere considerati gli iniziatori della stagione culturale e sono d'accordo con predilezione con Gioni pur per rapporto su personali e devo ringraziare Giulian Gioni non scettico per il suo lavoro che ha fatto come studioso, come scrittore, ma poi esiste uno dei primi che quando demo o professore voi hanno bene fate su reading fate su acciacciarrata che qualcosa fate insomma e andavo subito carei e non è scontato che un gruppo di vicciocchetti di giovani su chissà se ancora cercando di comprendere commenti punti fatti su questo gli andavo carei e è vero e forse Castello vi è proprio pronta in quest'anno a te una cosa come ti sai che ho fatto poi c'è stata una congiunzione astrale come ti capita ci via Massimo Carlotto che vivia in Bida e il suo è stato bello propulsore io sono incarrerato vinto sul progetto di Mamma Sabò
Anno dopo io dovevo con mamma Sabò, in cui sanno su via ingizzendi s'amicanzia con una batte e fenta po ingizzare a traballare proprio in pari. Anzi, credo che sia stato Francesco Abbatte, andivo a Carlotto, forse no, ma cioè, fiata mi bedenai, Castello fiata ancora più pittica di canto e in moi. E tu riusci benissimo però, che in condotta telefonata, sai, in due bidoni come ti Castello, tu arrivi a chi sia. Cioè, i famosi 6 gradi di separazione in Castello fu 1,5, in sul senso che si conosceva tutto. E dunque sarebbe stato facile a coinvolgere Carlotto, Giulia Clarkson, di avere chi più ne ha, più ne metta. E gli ha fatto questa avventura. E San Marina si prestata bene in me a questo esperimento culturale, voi siamo sempre stati un appendizio multiculturali, con lingue di ogni luogo, gente di ogni luogo, e sta cappiato su porto, insomma, ci devo questa storia di San Marina che è lunga a me, e sta ricca a me di questo intreccio, questa gente interlazzata, entre issos, insomma, da mi ricordo bene me, esatto, che si vede in piazza San Sepolcro, piazza Savoia, poi bello su, luogo bello su, piccolo però che t'accoglienti bene a tutte mattas, se intendi questa storia, però intendi sicuro che c'è questo momento sto presenti che si ingui in questa città di questa modernità. Mi piace di me, tengo me da se ricordo se capiamo questo periodo di Marina Caffè Noir. Mi fa piacere a tutti gli scenari dice. Mi fa piacere vince a piegavati a accademia popolare del Submarino Caffè Noir, che sti andando innanzi, sì. È vero. Questa forse si che è una forza sicuro diviga da s'arrasto pro originali del Submarino Caffè Noir, che tu scesi che anno dopo anno si sta mangiando sempre di più. Io pocusso che sul 2011-2012 si sono andato da San Marina, poi tutto questa gente non ci capiva più e su chi vi nasce in qualche maniera non ho fiassa prima no, ma da più anarchica e libertaria si dà de fare qualche cosa può da fare posso precedere da fare questa prima edizione non ci via da €1 pubblico su di noi come ti appunto per due volte a battuto del posto Deo e Carlo Birocchi poi vai dalle fonate e poi ci cai de buon impari e questa giudo di tutta questa gente che si è posta in gioco subito sanno dopo e io comprendo che questa cosa è una cosa importante non c'è tipo nostro ma poi ha dimostrato che ci via su spazio di fare una cosa di questo tipo non troppo organizzata di sicuro no impostata de satto e questa cosa gli piace a gente in meta e poi tocca da noi appunto Deo, Carlo Birocchi, Checco Adamo, Simone Muro, Sergio Priani, Luca Fadda, chi vi ha satrumma de partenze subito dopo Francesco Scanu e Donatella Mendolia che ho commentato e sì che con me questo arrasto e hanno su me ma tutto questo gruppo ognuno di noi veniva chi veniva più della musica chi veniva più del teatro chi veniva più della letteratura di sicuro chi tenia da uedadi chi ne tenia da quattro tutto questo ha permesso di creare una sorta di wild bunch in cui ognuno veniva da ischidenia da commenta relazioni commenta conoscenze poi questa cosa all'inizio è difficile pure da comprendi in questo senso che magari anche operatori dell'epoca che devo creare che vanno avanti molto pure specialmente più di 25 anni ma è te questo affrodio e di fatto questo affrodio però mesi anni si è dimostrata una delle cose più perfettose di sicuro no è legge ad una idea di sicuro però devo creare più fresca che Castello poteva portare in gioco e questa è una cosa che noi abbiamo con ogus internazionali di avere un meda ottasa chi vesiti di Torino o del Lyon o del New York o di Buenos Aires tutta questa gente che quando veniva a Submarino Caffè Noir e narra ma tutta questa gente può ascoltare a me
ma tutta questa bellezza, tutta questa gentificata bene, sul fatto che c'è chi ni buffata e chi ni non buffata, chi ne scuttata e chi ni ciacciarrata, preferibilmente atteso, devi ascoltare. E c'è mancai Massimo Carlotto, ma dopo c'è Kid Millions, o dopo c'è Luis Clavis, o dopo c'è Marco G. adesso, o Marco G. Questa mistura strana è una cosa che ha affascinato di vedere tanta gente, è una cosa che è di sicuro una cosa che poteva è fatta bene, poi poco da pensare, quando cosa si mistura bene, quando su chi sei coscienti, mancai speziare un meta, a sapere te dei lavori buoni, che vuoi tutto d'accordo su, è sto bella cena. Dovrei. E beh, come gli ingredienti, si meta, gli ingredienti a disponimento. Ma e te noi, Giacomo Casti, operatori culturali a fai cultura in Sardegna, con esainas che ne usa a disponimento. Una bella questione. Dove sto ragionando di me in questa disi a pizzo de su chi si preguntendi. In questo senso, detto questa aneddotica de 20-25 anni fa, potrebbe che è passato guerra geologica. 25 anni già, gli dedero avanti manna de tempo, cosa funti cambiata, sa? I fruitori primi, non è gente che commenta a me di più di 50 anni, ma è sto picciocca o picciocco di 30 anni. O manca più giovane. Di sicuro questa questione che quando mi capita pure di parlare con altri operatori culturali, sì, che denti sedati, questa esperienza mia, pruso a pago, è che tenevo su proprio una questione manna posta in Sammesa, cioè in quale maniera potevo comunicare con questa generazione nuova, cercando da parte di non essere traitori rispetto a questa storia nostra e a suo gusto nostro. Poi una cosa che devo il compagno mio di lavoro si poneva è che è sul punto in cui potevano ok, si poteva spingere finché sei noi poi cercare di intercettare, fammi usare questo fuori del legge, qualcuno più giovane o qualcuno che non esce su gusto nostro, poi da questa la questione e canto dopo ottenere questa posizione, in sul senso che tu, secondo me, fruitori X ti indaccata in qualche maniera se su chi sei andato. Soprattutto quando si parla dei festival letterari sommettici, tu ti indaccata che questa cosa è fatta scelti o per mercanteggiare o poi ci via da autori in giro e da capiao e viceversa ti indaccata quando ci funti come devo suonare sottinteso politico un'idea di traballo che tu dire dosivo più in noi inghizzata e più in noi si serra da questo ragionamento. Meta denoso su questa cosa, po' meta denoso su questo tipo di questioni, funti cruciali, sì. Nel senso che do magari tu bene in questo luogo, poi ti accesti qualcosa che mi dà una risposta. Non è semplicemente, bello, poi scrivo ti commenta a me e creo pure commenta a tu. Cioè, c'è su concerto gratis di Ginevra De Marco, andavo a dubbi. No. Io credo che non sia scetticoso. Di sicuro che qualcuno anda poi c'è su un concerto di Ginevra Di Marco o Willy Peyote e anda benissimo e questo è il tentativo che vedevo un noso si trocci un pacchetto di su che si pragi in meta ci kendi qualcosa che si pragiti magari in inglese it's not my cup of tea ma è buona cioè di gasso a intro del suo progetto di Willy Peyote o attitudine politiche o gusto di varie cose che magari non è cosa che devo ascoltare quando sono in domo poi a me anda bene possa festa mia andata bene e questa è una questione importante e in effetti non sto ragionando a caso poi Willy Peyote ci viene di sicuro e ho fatto un ragionamento perché da settimana 300-400 persone che viene in cui un po' gusto e chi forse che è una di su su Marina Caffè Noir in giri acqua non ci viene stupata sa. Ma questa è una cosa buona che non ci causa di fare sempre poi da quando 300-400 persone si impruso mancai dei 30-35 anni mancai punto arrivata che ancora prima mancai si punto ascoltata Dario Ferrari mancai anti girare in libreria e anti un libro di Jean-Claude Izzot e via dicendo
E questo senza è essa cosa buona che non si è ucciccato de fai. Questo è un ragionamento che facevo su ad esempio. Chi tu questa cosa da fai in un teatro è più difficile. E poi sul biglietto. No. Anda da chi, ok, mi interessa da quelli peyote, ando, mi paga sul biglietto, mi piace sul concerto. Già il suo biglietto è su un deterrente, volevo suonare per me da giovane, so che mancai andando a un festival, però no, andando a un festival, andando a un festival di musica, ma non un festival letterario. Magari è andata su Red Valley. Su Red Valley, proprio gusto di niente, proprio gusto di niente, su Red Valley. Sanno, so asinnato su Fuedo che lì a Gili Acquas. Quest'anno su Marina Caffè Noir di cambiare rotta. Proprio cambiare rotta via da su payoff su motivo del suo festival che esi Chicago de declinai in varie maniere e sapremo questa geografica poi da Castello si muove a Giliacqua questo bruco bello meda accanto a laguna di Santa Gilla e stingo invece viantai cinuso passaianta che si vede e proscato passaianta è parecchio ci può a su questa conca non mancanta e si usa cattao su questo logo bello a me mi ricorda Vince sopra con marcedì e poi testo uno bruco da gente che vive in Goisi però ci vedo questa brazza alle chiedere su festival e a me mi piace troppo e penso che pure a tra gente ti piace a me che lì esiste questa risposta del suo pubblico quest'anno ma se percezione che è attento no su via buona meta po' più di un motivo a iniziare del suo fatto che devo creo 80% dei scrivunti ben in cui posso seguire su Marina Caffè Noir a Gili Acquas finza sa di prima non scenta manco in noi vessi di Gili Acquas ma non donao ma in sadruma de nosu puro sapruppati de nosu non fiam mai stati in Gili Acquas e questa quando io decido de desindandai de Castello una delle prime cose che ho pensato è ci causa de sighi s'arrasto chi de annusu nosu eu ci causa de sighi a intro de sa città chi è questo ci causa de una questa è su 2.0 de Marina Caffè Noir ci sono stati già 10 anni in Marina a un certo punto si è usato a causa che non facciamo più facendo qualcosa di buono poco di quartieri ma ha rischiato di essere un problema di ordine pubblico ci via troppo gente un po' prazza vitticca che non punti pensare che avevo migliaia di persone dunque dengui è pattia questa bella vassillata intro de savatta antica de sa città che si è portato su terrapieno al giardino sotto le mura da piazza Garibaldi a tutta una serie di dislocazioni nei quartieri una cosa a me da faticosa finza a Smirrioni a Mulino Beccio ho fatto cosa su anno a Suvoetto ho fatto cosa su anno sempre considera quando vi è possibile ci causa di accompagnare o di anticipare che ci trovate su le trasformazioni della città poi si intende sul giardino sotto le mura su stesso si esprimo su poi tu ti dà roba finza sul 2013 2014 fiata o cantieri perenni mi pare che davanti sul 2017 e noi mi pare che devo incingiare l'anno prima sul 2016 piazza Garibaldi finza a 10 anni fa, 7-8 anni fa, c'è tutta un'altra cosa. E noi siamo stati i primi, poi quando mi ricordo in noi, a fare una cosa manna intro di questo luogo. E dunque questa cosa si è sempre piaciuta. Cioè, però non scetti se piace, io pensavo su di me che sia una responsabilità di progetti culturali forti, che si è strutturato in suo tempo, che domanda da dinai e che dinai due oidi. E ci che da due anni in gioco in tutte le maniere che vuoi ma una delle responsabilità è questa pure ci causa de fai disi importanti con tutto su chi si revi poi fai cose importanti ma ci causa logos importanti de torrai a castiare con altro ogus o proprio chi possa suonare come a scoperta come te stati Gili Acquas poi tornare in cui
E questa è stata sta cosa che noi viviamo con gratificazione. Poi tu vai in su Bastioni, un festival come Marina Café Noir, oltre ai schiandanti in cui può Iomi Adegocche o Roberto Saviano, 3 allegri ragazzi moti, ci vanno schià rumbulanta de fall, poi ti vanno in giro in castello, intenditi in musica, io e questo devo vivere positivamente pure, poi per questo che ho fatto edizioni che ci vanno più di 4.000 persone, ma non è difficile portare 4.000 persone in su Bastioni. Andiamo a portare 3 o 4 a Giliacquas, questo è meda più difficile, poi non è gente che arrumbula, tu no arrumbula sei in un luogo dici, tu ti pica sa macchina o su treno, benedetto su treno, che è questa tua esperienza che a noi sa appena su coro, di gente che anda e torna in treno, è stato bellissimo. Vi ad organizzato ben me su festival da Punnai voi tassa organizzazione logistica e si stette perfetta adesso andavo con Savipi in treno si stette bene che è un problema ci viene a vinza se si voglia tornare a notti alle notti con sto treno a Sauma è stata brava a Ferrovie dello Stato pure poi io insisto po' d'anni o vari che treno quindi torressi in Castello a su manco dopo mezzanotte e mezzo. Poi da questo è una varta manna de Sardegna, questo del trasporto, che non è neoso treno, sono de neoso. Se usa Bregungia. Pensa sa schivanti, sa corriera, non ci punti, questa ora. Ma basterà che tu arrivi all'aeroporto di Castello dopo i 11 e già in una gatta sul taxi. No. Taxi, l'assendi stai sul fatto che non c'è altra maniera di arrivare in Castello. A proposito, l'aeroporto esiste un altro non luogo. E in cui brava, e ho fatto l'Accademia Popolare. Ma tu decisi che dopo ho fatto, forse ti dopo ho fatto questa tesi di laurea, proprio a pizzo dei non luoghi di Marco G. Dunque, avevo mai questa cosa dell'aeroporto, dopo che ha fatto il ghetto di Madeleine Proustiana, in suo senso che ci ha ragionato me, poi ha sinato bene. Questo uno dei logos e uno dei titoli più connotati di Marco Gevi era aveva tenuto documenti a riferimento, ma sto confondendo mi potevo pensare a un etnologo sul metro in effetti si ubicata a metropolitana de Parigi come riferimento però l'aeroporto è sul non luogo per eccellenza e dunque a fare questa cosa a intro dell'aeroporto e in cui pure dopo che ho sagattato sul gruppo questa truma della Sogaer che è stata giudata bene poi non è scelti a questionare mali dei trasporti o delle cose che non andano bene quando le cose andano bene quando la gatta si aggiuda manca il vittico però è bella da riconoscere e dopo in suo caso nostro santi permetti di fare questa cosa a intro di questo luogo che spero che sia a essi una dei spago biblioteca a intro dell'aeroporto poi su che diventa una rendica ci piaria di cambiamento questo è questa cosa che però mancai su festival pure come ti asinato che delocalizzato su festival che mancai moi non sciu questa edizione sta 25 che adesso stanno pieni adesso sempre in Giliacqua se si pensa di andare a un altro luogo poi vai una specie di festival itinerante che poni impari logos differenti, persone da comunità differenti, sicuro. E penso che può delocalizzare il suo turismo, voi in Sardegna, uscite su Bega, su turismo di massa, su turismo umano, di scrocceras, che arrivano da Castello, per scattotto, e altro logo non si conosce, ti manca questo spirito che è però quando un festival come ti fai, già in mezzo tra luogos di Sardegna, poi tanta turista locali, non scetti dai voras. In una maniera brullana ti posso dire, poi che si sono accostato all'aeroporto, si vede due gai, andai a New York, c'è questo sindaco che si piace e tu vai in Mancai. Cosa che io ho fatto già anni fa, a sapere. Poi uno dei spicciocchi, uno dei primi membri di questa associazione culturale Marina Ciurmo, su Marina Café Noir, c'è amico Luca Fadda che è venuto 20 anni su vive in New York e poi gusto che in quell'anno ho fatto tutta una serie di
operazione per noi pionieristica, nel senso che o avanti da noi vi ad andare in Gugna a fare performance in luogo, poi adesso immaginare un nostro, tipo Bowery Poetry Club, New York Café, e di via d'arribata o sciacumano dei musicisti americani in quest'anno. Dunque, devo già va, si vuoi fare, tocca a ponni, vuoi dedinare a cuore quei biglietti, ma narauso che gioco a patti e idee newyorkese a patti non usciosa ancora. È vero che sa del 25 è proprio a edizioni che sa da Pragi speciali, so, che cavare in qualche maniera in immaginario. Si è usato su ben meta a Giliacquas e a Elmas. Questa amministrazione del Sommaso commenta di Vigao questa decisione del vai su festival in Giuliano? Posso una idea è i residenti di Giuliacqua che poi buonavati con i pescatori si sono benissimo con tutto questo trumo dei pescatori e in generale ho più gente pregiata di questa cosa e con su comune da Elmas e con questa amministrazione da Elmas si sono piccato di adero bene tocca da Naivuro che con Maria Laura Ru si conosciamo già da meta e dunque è stato più facile quando si sono setti a Sammesa a ragionare a partire da su fatto tu scisi chini nosu seusu e tavadeus e nosu sciusu chini sesi s'attività di politica tua e come ti cicasa da votare avanti questo di tento de sicuro uvesu positivo in questa cosa e è vero pure che sono stati su un paghetto malassortauso poi proprio in su mentri issa se dimittia e noi siamo traballato con il commissario prefettizio e pustisi issa è tornata a essere su sindaco ma c'è stato un interregno che si portava a battaglio nonostante il suo commissario è stato una persona dignissima e bravo non fia su sindaco non puoi pigliare decisioni di pigliare su sindaco e un'altra cosa che aggiungo a questa complessità di questa cosa ci viado i cantieri poi ci punti ecco a proposito prima ti tiravamo pro de vuoto in Castello noi siamo subrintato in sintonia con trasformazioni dessa città di terrapieno, giardino sotto le more e in cui pure noi siamo subrintato in un momento in cui è vero che 80% dei chi ne benio non conosce Giliacquas ma in Masesu su Giliacquas la conoscenti bene e di scinti su potenziali difattisi ed è anno che appunto va bene no? Questo fuoco inglese che capisco dove vedo spattata ma è su waterfront isso su uscenti che su potenziali di quel luogo è meta ed io credo che poco su meta un bello vago del Masesu diventa pregiato poi ok poi questa esperienza di usato tu puoi donare pure un'accelerazione a questa cosa cioè a fai conosci su fatto che noi sotteniamo questo luogo che è bello che non avete dato adesso posto a questa disponibilità di questa gente. È vero che già in Masesu si dubivi, tu che andas a mangiare, ma anche noi in questa risica c'è del morre con Sabasca, però andate a curri, c'è molti pescatori, c'è chi anda da questi amici, si fumava sigaretta o su chi non ti fumai, o si buffai su chi non ti buffai, insomma è bivio sul luogo. Mi dà ricordo, via da Bellometo quando a Rogalla casona da me su 5 passata via da ora già scoricatrocio insomma no scoricatrocio no però andendi carrerendi poi ti avviante di si prolunga in carrerendi si stati 19 20 21 del lampada non arriva mai non arriva mai scoricatrocio 16 mi ricordo sempre una bella prazza di gente in festa pippiuso giocando questa cosa pure del pippiuso tocca da in conca poi sono pure fatti di questa comunità che vive in questi festival infatti quest'anno andavo ben meta su teatro ragazzi ed ho fatto meta in passato su teatro ragazzi c'è stato un periodo in cui avevamo questo baby cappuccino che vi ha proprio dedicato ai spicciocchetti si vede una bella idea di Carlo Birocchi e su fatto e poi noi che ho a ragionare con tu poi sto facendo un ragionamento umano bello ed è più questione pure di un cambio però c'è sta cosa e non li essi come
la questione che capong in due ragionamenti come ti sto facendo come è problematico, ma devo sono sicuro poi con compagno mio i calcoli su fai che noi fate un progetto che posso torna da questa comunità gli da deppi tenni me da prudinai e invece sì sa politica sarda pure cosa de quest'anno ha deciso di sprazzinare o per reuso di deppeu fare no 20 no 40 no 50 70, 80 100 120 a me questo ragionamento mi pare simile a quello dei ristoratori in Castello che anda bene ma sa qualità di tutti i ristoranti che operano chi ne dà valuta in cui do valuta sui clienti Certo. in noi è un po' più difficile in questo senso che sabida de Arasolè devo sopra già che tiene su festival letterario il Savuro ma che ci ne punti altri 5 in cui luogo e ognuno di questo festival se viene gira che di gira non ci dà vai a essi su Gavoi o su Marina Caffè Noir no ma invece si ha 200, 500, 1000, 1500 persone ti vota da 5 persone, 10 persone, 15 persone e tu però se donendi a questo progetto 50.000, 60.000 euro un pacchetto come commenta esatto ma non adesso me la tu donare a questa biblioteca questo di noi poi da chi te più vai un incontro con 20-25 persone questa che è la biblioteca di Sardegna funti ottima c'è questo meccanismo del grandeur ognuno fa il suo festival a me mi fa piacere in linea di massima ma su di noi poi fai bene tutta questa cosa e i professionalità di ci punti questa se nunca qualche cosa questa è una questione manna di dibatta politica amministrativa che tocca da discutere tocca da insomma a toccare concretamente poi sicuramente in esibiti sa grandezza di uno festival s'importanza su che tieni di simpatto chiaramente in messa comunità poi chiaramente poni in circolo tutto un indotto no? Su festival, sa libreria, su zilleri, certo. Sa cose pappai su ristoranti, s'albergo, c'è s'albergo, su riaffitta macchina, tutto su service, tutto in maestranza, di professionalità. Tutta gente che ci traballa da ensando su. Poi però poi da su te con cambias, già che da si a Remonao che sta cantando in carrerai, poi tengi su 30 de su mesi, de questo mese 3 o la sa vinza su 2 de su mese agosto. 4 dies in Santo Sparau, in su vicino di Santo Giovanni, questo sempre in Goni si è fatto. Sempre in Goni. Non so se Sarroppanta, io andavo in Santa Lucia Sarroppanta. Dalla frontuleggio, ma vita sta ici, già creo. E Santo Sparau questo bida e ci bia. E sti crescendo, si sta maniendo, poi ti venuta ribendi, gente non ne avete da Sardegna, da altra bida, pruso manco viticca, da Castello, tieni un trend positivo. È vero. In mera di questo cittadino noso, fonti persone, uomini e femmine, che in qualche maniera si occupano di arte. Si biga proprio sul luogo, con questa nomea, con questa bella storia di muralismo e di attività, di sì da essi allettanti. Certo, e allettanti pure sul fatto di essere accanto a Castello, ma io penso ad esempio che sia una bella miscela tra queste due cose e poi forse sì chi sa proprio cosa sul fatto che è una vita che mantiene ancora spero su tempo meta ma questo è difficile da donare dimensioni di vita poi tra chi lui anda da in sesto luogo che mi piace in meta o in assemmi luogo che mi piace in meta questa percezione di essere dentro della vita è più difficile da tenere. Poi ti avevo un poco preso a cappiata in Sinterland de Castello, mancai tu tenisi questa percezione, poi questi commenti che vesti di una città di manna, prazia, in luoghi su differenti, che pure uno funti, chiaramente Quartuccio, Paoli, funti tutto bidas a sé stanti, però chiaramente come ti sei andando di Santo Sparau, sì che di essere bidda, proso, isolata,
poi 20 minuti su de macchina pro Sì, manco sì. de 18 Castello. km e poi dipende dai noi bivis in Castello, ma è... Certo, però dai si questa dimensione de bida con i vicini, sa gente che si conosce, che ha attività Certo. che scesi da un di andai, devo da conoscere, voi da lavoro ben de una bida, esce come Fonte dinamica punti dinamica che cadengio, che abbiamo però in Castello già è a mancanta, già è punti che dovrò levia, poi certo Castello ci punti biciauso, che punti mannoso, poi noi dobbiamo stampare, tu vuoi bevi stampare. Che stiamo qua con una bidda, che manca è moi senza una gentrificata, in periodo questo vuoto, picato ingresso, che però è vero che su Brugo è gentrificato o altro luogo su centro. Dobbiamo pensare pro beccia, sa che dinanta stampaggi alta e in cui forse si mantiene un luogo con la dimensione debita, ma ti nostra verità non mi di Holland i amici stampagino su, ma non mi da sunfru questa cosa. Aggiungo subito una cosa, noi che siamo sparati a Eldorado o Bengodi, non ho questa percezione. Non credo che ci sia luogo in sul mondo in questo momento aici tristo che sia vivendo un'infiorescenza comunitaria. C'è un problema manno devono impari sa gente. Poi rispetto pure ai 20 anni su passato in noi nascianta progetto di Marina Caffè Noir con cambia spuro. Se tutto socializzato in suo senso dei social e dunque ognuno di noi è sempre più monate con questa percezione di conoscere strodi di tutto, no? Dice cazzo stiamo puntando da sul bar e poi mi accosto di ovunque chi tu si indoma di scrollare non essi di uomo e poi magari quando andate da tu in sul bar ti indagata che su sicuro non funti in sul bar che funti passato davanti più nessuno che conosciata poi ci viene scelti turisti e si venuti da Rosa d'Omo questa mancanza del logo su può attopiare questa secondo me devo personalmente da intendo è in stampaggi io in Santo Sparao e in ogni luogo che noi andiamo che sia in Italia o fuori Italia dunque c'è pago de si glorificare e manco in San Sperate però può girare su positivo e serio questo ragionamento io vedo che proprio in particolare poco mesi da Biudeo e poi relazioni in mia ma i commenti in medisi de con cambiasa e mesi di prima sul logo nostro de spazio antas i prazzasa e proprio su biciao si fa in attrattorisi da gente capendo scetti proprio si fa la ciacciarrata poi e ita sei murichendi ita sei ponenti poi ad esempio con cambia stendi pure gustavati dell'allestimento in questo senso è di avere una vita poi ti una vita tu ti muovi con quella normalità quando c'è questa festa del suo patrono no? In Castello è più complicato forse stampagino su questa cosa da B20 con Sant'Efisi ma a Sant'Efisi è proprio tutto altro tipo di macchina certo. Tocca da dovrei contare con Sant'Omi di Ottavio Nieto ho fatto una cosa in pari e dopo ascoltare con te c'è questa organizzazione che c'è questa cosa di Sant'Efisi è impressionante ma quando hai fatto il suo programma che va di in radio brava pensavo festival pensavo proprio a questo è stato utile per me a ascoltare uomini delle autorità e delle autorevolezza questa esperienza di Ottavio il suo a differenza mia è Castellaio Doc dunque da bividi proprio quando ho sentito di altro tipo certo di bios cosa si è cambiata sa come si sono trasformata sa come si è nato lui pure a pizzo su del Marina a Caffè Noir torrendi a con cambia se adesso già in nao remonao altra volta del suo significato di questo nome in scambi però con cambia sa punti non scetti manca i commerciali in questo senso punti culturali artistici umani no pensando poneo su accento proprio in questo aspetto umano dessa con cambia dei toinai andai a un festival voi accesti questo evento questo spettacolo teatrale questo spettacolo di musica questo spettacolo poi piuso con marionettas e poi ti compra questa birra vai su una passillata visita accesti in una domigedda in una lolla mancai che appunto come tasinato tutto liquidi su festival e sul senso del su festival è proprio gusto de creai
De donai de fregai a relatas con cambias intra sa gente, no? Stai facendo una descrizione impeccabile di su che con cambias e mi incagato meda. Posso aggiungere una cosa proprio a partire de su vuedu con cambias. In qualche maniera questo vuedu è un omaggio a Anselmo Spiga. Anselmo Spiga è stato un drammaturgo storico di Antas Teatro. Di poi questa famiglia prumanna della Maschera, che è questo gruppo teatrale che nasce negli anni 60. C'è sta ancora? Chi c'è sta ancora? E traballa, adesso in un buon rapporto. Una raga sul gruppo di Antas Teatro nasce come tu avatti, o affronta una raso dessa Maschera che negli anni 90 te di altre visioni del suo teatro che io fai e quindi anda in un'altra direzione ed è un innesto in questo dritto già in questo anno sul 2013-2004 e in sul 2013 morì quindi anda da Anselmo Spiga che aveva su drammaturgo via un poeta in lingua sarda scrive cosa bella a me io ho dedicato un premio su Anselmo Spiga che esiste ancora e su via uno dei gusti cercatori se devo su un dizionario è un vedo che di vragia me che di scrovetto via questo de un cambiai che non hai barattare e questa cosa del subbaratto si approccia a me perché dovete poter su chi si stanno e si idea de bonne in gioco su chi densi proprio quando tu andai a cena de amici di tavoto ci vai su drucci si duvoto su profiterol oppure ragazzi manta regalare questo vermentino che si piace questa è l'idea non ti preoccupare poi quando tu hai questa cosa bella poi vai aneddotica di questo tipo devo credo vabbè non la sua altro fammi pensare a questa poi cosa te io già vuoi da me Giacomo non parli però no ciacciarroni sì l'area di house da Callincono no però da serrare su è una piacere in mano ad ascoltare quanto tempo te ne so 2 minuti un minuto su può serrare può presentare mancare un pago su programma con nomini che tenevo in Castia questa cosa bella te con cambias e costa poco mette da biudeo fermo restando tutto su che si vivia stanno prima cioè chiesti proprio l'atmosfera tu da respira questa idea delle comunità ma a fai fortezza in questa intro di questa comunità in un momento speciale è sul fatto che o dice Benito Urgu e sa di dopo c'è Carlotta Vagnoli o dice Luisa Briguglio e se sa di dopo c'è questo gruppo dei teatranti catalanus o dice Cristina Cavoni e sa di dopo c'è sta trumma de femminista che ha ragione a pizzo di Joyce Lussu cioè questa è sta cosa che a noi piace in meda e forse rappresenta sul fatto che è un gruppo composito di uomini e femmine con background e esperienze diverse che vanno in gioco ed ognuno cerca poi da integrare a partire da una cosa deve essere sempre un'esperienza in qualche maniera popolari e su chi è più popolare di Benito Urgu no, certo poi tu vuoi a giocare in una maniera assai con cambias non è tanti su Benito Urgu straordinario barzellettieri degli anni 80 ma è sommi che rappresenta dei moi proprio istituzioni del suo spettacolo sardo e devono impari a uomini intelligenti come a Martinez, a Filippo Martinez può questionare della storia che è già lunga un secolo e questo si pare un debito puro una cosa che ho sempre fatto è cercare da anni in atto questa tradizione che i vesti di Giampaolo Loddo o Ida Pillittu o Piero Marcialis o Ottino Pettilli essendo una trumma dei teatrantisi c'è una cosa che ho sempre pensato cioè che non dovete che non da rispettare un oso su le nostre divinità primigenie che non dovete fare adesso ma tessi tempo poi viva Carlotta Vagnoli, Luisa Briguglio, Cristina Cavoni
e chi ne più di denti E tutto giovane, sono gente per spau con nota che portai si vinse di altro loco. Ogni anno è un novità, Onde sta cata questo programma del suo festival? Sei apparecendo ancora? Devo già posto su social, in tutti i social nostri, e noi, questa è una cosa mera di Ida, in effetti, in Castello non davate più di anni su meta, in Santo Sparau vado ancora su porta a porta. Proprio ti sceso che c'è questo componente di anziano, di over 70, che non moriva no, certo, telefonino e agradeciti però a sci i taccesti mancai in Savrazza a 100 metri su di Omo e a isso su vado a spicciocco che di volta su porta a porta, quindi dovete usare ancora graficamente. Bella questa cosa analogica che si fa. O style, Bene, Giacomo, si deve soffrire mai voi che festival mai devo esibire, penso che a tu pure cosa te contenti ne sei ancora su me. Tu mi sei reso la è questionato dei fugazzi e tra devo portare quando qualcuno ti convida e tu devi portare su drucci o su bino che tengo la teoria. Di tenere su cosa de scroccogliai ancora, però grazie a me da questa regionata e di aver stato usando a Marina Caffè Noir con Cambias, se sono tornati a vi luego su. Sicuramente la tua famiglia sicuramente iniziando in bocca al lupo grazie enhorabuona di avere questo progetto pensa al letterario su canesi tu scrivi sicuro vero e iniziando su questo pure su un cotte che non è uso toccavo però sì che uso adesso dovrai a toccare in un'altra occasione. Bene, grazie a Meda, a Bosato che sei ascoltato Vince in questo momento, adesso ti torno grazie, però ricordo che noi c'è Aleni Onano che si conta da che li punti eventi in programma con sta gita in Sardegna, in tutto la Sardegna, poi c'è 5 punti in Meda, senti che si sono insistati, iniziando ci punti festival, concerto, su rassegna del cinema, ogni cosa, iniziando su lasso su vedo a Aleni Onano, poi sa rubrica dei eventi e si dà un appuntamento a cittadini con un'altra bella regionata di RTS Novas. Adios, buon numeri! Grazie a Miriam, bene agattavoso, che costumau Novas vos aiuta a non sperdere nessun evento di questa guida entre su 6 e su 3 di agosto. O è tutto in Salighera sa da fare su concerto de Blanco in Sanfiteatro Ivan Graziani. S'artista ha da presentare s'album nou ma bessiu su 3 di albile de Occannu, esatte la canzone sua sa proffammadas. S'evento fa parte del suo programma de Salguer Summer Festival, rassegna musicale apparicciata da Fondazione Alghero e del suo comune de Salighera, Rock and Beer, Assozio Eventi Beneficenza Valle Doria, in collaborazione con Shining Production, Jump Production e Rubble Factory. O è crasa su 7 di agosto in Bidamanna Strisaili sa da fare Juntos, sa de 3 ediziones del su torneo internazionale de Sistrumpa e dell'Uttas Celticas. Ciantavigare parte atletas ad Islanda, Inghilterra, Kirghizistan, Bretagna, Scozia, Iran e Sardegna. O è su 6 di agosto luogo per sa musica e sa cultura sarda con gruppos of folk, tenores e spettacolos musicales. Cenalba su 7 di agosto ai 6 meri comincia da su torneo Juntas e si sighi di appustisi con sa sagra des Gazzulis, un papare tipico de Bidamanna Strisaili. Musica in Sant'Antioco Vuru con su concerto des Negritta. Unica tappa sarda de sa band po un attovio che non è un concerto e via, ma un viaggio in su coro de sa musica in soro, questionando con su giornalista Rai Gian Maurizio Foderaro. In su palco de Sarena Fenicia des 9 horas de notte. Sempre su 7, un evento che ha da pragliere meda a Spruggiovanos su spettacolo in Casteddu de K-Pop Music is Coming, per nos fare vivere su mondo dei series e des musicas coreanas con musica, ballo e esibizione visual. Comincio ai 8 mesi meri in Sarena grandi eventi de sa fiera de Casteddu. In Assemini in Tamisi, a giunte sa rassegna Estate Asseminese 2026, in Sanfiteatro Comunale, a Isnoe, sa da poter biere su spettacolo de Sabina Guzzanti, Liberi di, Liberi da, a Paricciao della Via del Collegio, con su comune de Assemini e sa socio turistico Pro Loco de Assemini.
che costumau is foeddos de guzzanti santa fare riere ma reionare puru in conto de su mundu de oe, de sa politica e de sa cultura. In Serrenti, a intro de sa rassigna Librus e Lollas, aparicciata de sa Biblioteca Comunale Francesca Sanna Sulis e de su Comune de Serrenti, si scrittore Davide Piras ad presentare sul libro su Femminella, su 7 di Augusto ai 7 Merie, in sa domo campidanesa Marini Tumatis, in via Mazzini numero 7. Como annaus in Barbagia, po 2 attobioso. Cenalba su 7, a 9 de notte, in sa Piazza Iglesia de Santu Sebastiano, in Brevi, recital con Daniele Monachella e su coro Stellaria de Brunella, dal suo titolo Un anno sull'altipiano, ho tanti ricordi come se avessi 100 anni. A Tobio, chi vede parte de sa rassegna cadiras in prazza. Sa di a Coa, uno trekking spantoso a de notte, sa dall'iare a Desulu, finza s'appunta alla Marmora, o pel da scrappia, po biere dei nie salbescidoglio de su noe de Augustu. Aspettando l'alba punta alla Marmora e stia paricciau posa de guatoldi gli voltasa de Your Sardini Experience. Sighi di ennantisi su programma de su comune de Casteddu po su cinema in prazza, il cinema all'aperto. Custa guida nos usa poter castiare Good Morning Vietnam lunesi su Deia de Augustu in prazza a San Cosimo. Casteddu 60, martisi su Unnigli in su Bastione Saint-Rémy e mercolisi su Dogli il giardino segreto, poi spruspitticusu, in sorto dei Cappuccini. Tutti i film vunti in donu e commenzanta il Noe. Lunisi Deia in Gonnesa, maltisi Unnigli in Banari e mercolisi Dogli de Augustu in Nuradda si canta e si ballada con sa musica dei Pancreas. Sa formula de gusto tour è stidottu noa, difattisi is canzonese da sa disceperada sa su pubblico e tutto. Si muoveu su gommo con Cassassari po si firmare a Osilo, in ue su Dogli de Augustu sa da fare sa cavalcata ausilese e sa currera a Saneddu, a sa moda medievale. Una festa di musica, abilesa con iscaddoso e tradizione de sempre biazzasa. Poccine di braie de su pappare tipico del Bidasa de Saldegna, 2 vuntime da sagrasa. Po narrere in telti sa sagre sa murta, in badesi gusta de su zinzigorru, in arborea sa sagre sa zindria e in bonorva gusta de su zicchi, su 8 e su 9 de gusto un mese. Su Dogli de Augustu, in Esterzili, c'è da essere sa sagra di scocco eddasa. Arregodau su gommo unos festival de gustaglida. Accabada su 9 de Augustu, in Ierzi e Ulassai, su Festival dei Tacchi, sa de 27 edizionese. Spettaculus teatrales e presentadas de libros vos aspettanta. Martisi su Unnigli de Augustu, Podromos Festival, sa de 28 edizionese, su concerto de Mario Biondi in Nioneli in localidade Sangelo a Deia de Notte. Roce Rosse Blues, edizione numero 36. In Santa Maria Navarrese, da Esnoe Mesu, su 8 di Augustu, c'è da essere su spettacolo della Pola e su Deie, su concerto dei Modena City Ramblers. Su Dogli, in Lanusè, Istituto Salesiani, da Esnoe Mesu, Mauro Aresu, Fit Baubau Orchestra, Blues e Rock de Sardegna. In intro de su Festival de Montebramma potete usare remonare su spettacolo Rhythm of the Dance con sa National Dance Company of Ireland su 7 di Augustu e Dire Straits Legacy su 8 di Augustu. Appuntamenti su Teatro de Tarros in San Giovanni de Sinis, Cabras. A intro de su sito archeologico de Nora, in su comune de Vula, con sedizione numero 17 de Women in Jazz e usa poter ascoltare La Notte delle Stelle su 7 di Augustu e Sofia Thakur su 8 di Augustu. Ambos due spettacoli hanno cominciare al 9 Mesu. Dunque, una cida bella vrena in musica, arte, cultura e tradizione. Spereusu ci esagattare qualcuna cosa ci posa da praiere e bo saludausu. Nos ritorrausu a biere cida chi intrada, pois a topio sonnoso.